Si chiama Da Vinci ed è uno straordinario robot chirurgico che avrebbe fatto sicuramente felice l'intestatario del nome, tal Leonardo. È costato 4 milioni di euro circa e all'azienda sanitaria di Padova sarà a disposizione di ben 11 unità operative. Grande la sua valenza didattico-formativa, ha sottolineato il rettore dell'Ateneo Euganeo, Carmelo Rizzuto, nel ribadire l'importanza della qualità e dell'innovazione al servizio della comunità. 70 i milioni investiti dalla Regione Veneto nell'ambito sanitario, ha ricordato il presidente Luca Zaia, conteggiando in 9 miliardi e 360 milioni la spesa annua della sanità territoriale. Presidente, stanco di sentir parlare male della sanità veneta? Ma guardi, la sanità veneta risponde con i risultati, la qualità della vita, la qualità delle cure, un team di professionisti unici a livello nazionale e internazionale e poi queste grandi macchine della quale la sanità veneta è dotata. Un investimento importante, un disegno di legge per i donatori, anche questa è una notizia significativa per la Regione. Ma è la volontà di fare un po' di ordine in una regione in cui si dona tanto, c'è molta disponibilità a donare ed è bene che ci sia una sorta di lista dei desideri, definiamolo così, che la sanità redige una lista in modo tale che ogni donatore possa attingere da quella lista, poi anche per organizzare le donazioni in maniera tale che poi si possa avere un quadro completo del parco macchine, definiamolo così, della sanità. A proposito di parco macchine, qui parliamo di un straordinario strumento che si chiama Da Vinci, ma non è il primo Da Vinci della regione. No, assolutamente, noi abbiamo dotato, siamo l'unica regione d'Italia che ha dotato di un robot chirurgico come questo tutti gli hub provinciali, quindi tutte le province ce l'hanno. Qui sarà doppio perché l'altro Da Vinci è dedicato all'urologia e questo sarà dedicato ovviamente alla cardiochirurgia, alla chirurgia toracica, quindi a tutto il tema polmonare è molto alto ancora. Nell'occasione non poteva mancare l'argomento nuovo ospedale, a fronte del quale si avvicinano le scadenze per quanto riguarda l'iter procedurale burocratico. Zaia sollecita una revisione del codice degli appalti per stringere i tempi di attuazione delle opere e il direttore generale Luciano Flor ricorda i diversi momenti di avvicinamento alla fatidica realizzazione di un nuovo polo sanitario cittadino. Conosco le tappe, conosco le cose da fare, abbiamo stimato i tempi non in termini pessimistici o ottimistici, ma realistici. Sappiamo di avere un compito molto importante, vuoi per quanto riguarda la pediatria, vuoi per quanto riguarda il nuovo ospedale, che ricordo ha una fase su via Giustiniani e una fase su quello che io chiamo l'ospedale del futuro. Abbiamo una tappa abbastanza vicina che è il 30 novembre, dove andremo col notaio a fare il passaggio delle aree. Ne abbiamo fissato altre date scadenzate nel corso del 2019, io credo che a fine 19, a cavallo del 19-20 potremo fare un aggiornamento importante per vedere se siamo stati capaci di rispettare i tempi. Nel frattempo lavoriamo per modernizzare e tenere all'avanguardia questa struttura. Oggi abbiamo completato un passaggio per garantire la chirurgia mini-invasiva. Abbiamo un altro passaggio per garantire la chirurgia endovascolare, lo stiamo facendo, fra un anno magari ci vediamo inaugurare quello.